rimane lo stato di allarme per la frana di Perarolo di Cadore. Tecnici della regione stanno monitorando la situazione, le prossime ore saranno decisive per le 8 famiglie evacuate ieri sera. Avevano messo a segno colpi in tutta la provincia di Padova, le 2 ladre arrestate dai carabinieri rientravano in azione fingendosi funzionarie dell'INPS, le vittime erano anziani soli. In questi minuti l'attesa audizione dell'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin davanti alla commissione d'inchiesta parlamentare a Roma. Vorrei un ministro veneto, mi piacerebbe un imprenditore, così il candidato premier del Movimento 5 Stelle in studio a 20:10 in una puntata che vedrete domani sera su Antenna 3. In un incidente stradale a Jesolo stamattina ha perso la vita una 77enne di Fontanelle, era in auto con il suo cagnolino, improvvisamente lo schianto contro un tir. Cairano San Marco si è fermata per i funerali della 20enne morta nel tragico incidente di Altivole, presente anche il fidanzato che si trovava con lei in auto quella notte, letta sull'altare una sua lettera alla ragazza. Uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il bacino di San Marco, musei aperti e il tradizionale concerto del Teatro La Fenice, così Venezia festeggerà il Capodanno, gli eventi presentati oggi. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la frana a Perarolo di Cadore nel Bellunese. Nonostante la velocità del fronte franoso sia diminuita in queste ultime ore, resta lo stato di allarme. Non è al momento possibile sapere con certezza se le famiglie evacuate ieri sera potranno trascorrere la prossima notte nelle loro abitazioni. Il punto nel nostro servizio d'apertura. C'è una deaccelerazione, però la deaccelerazione è molto lenta e quindi le soglie sono ancora alte. A Perarolo di Cadore rimane la situazione di allarme dopo che ieri sera la storica frana del Monte Zucco con un fronte di 100.000 metri cubi ha iniziato a muoversi ad una velocità anomala di 2 cm all'ora. I sensori sono entrati in funzione facendo scattare il piano di evacuazione per 8 famiglie le cui abitazioni si trovano ai piedi della montagna. Una ventina di persone in attesa di capire dai tecnici della regione che stanno monitorando la situazione se potranno tornare nelle proprie abitazioni. Presumo comunque che qualora si rientrasse nella fase di preallarme, la stessa dovrà essere mantenuta, quindi il monitoraggio del fenomeno, questo però permetterebbe alla popolazione di rientrare. Quindi non è certo che stanotte le famiglie evacuate possano rientrare in casa? Esatto. Il sindaco di Perarolo non vuole sbilanciarsi anche per non creare, spiega, false aspettative nei cittadini. Anche perché anche da un sopralluogo visivo si nota che il fenomeno c'è stato con la creazione anche di nuove fessurazioni che non erano presenti. Una frana conosciuta qui e che in occasione di precipitazioni intense come quelle degli ultimi giorni torna a far paura. E puntuali si riaccendono anche le polemiche sulla messa in sicurezza della montagna. Negli anni sono stati fatti interventi di contenimento, spiega il sindaco Ferro, anche con sistemi all'avanguardia, ma che non hanno dato gli esiti sperati. È talmente anomala la tipologia di questa frana che è anche difficile trovare il modo per guarirla. E il pericolo valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi, oltre i 2200 metri, resta confermato per oggi, ma è in progressiva attenuazione da domani. Ne dà notizia il bollettino del Centro Funzionale della Protezione Civile del Veneto, emesso in tarda mattinata. La situazione meteorologica ed idrogeologica, anche questa in netto miglioramento, permangono però alcune criticità idrauliche, in particolare nel Bellunese, per effetto dello scioglimento della coltre nevosa nel Vicentino per il fiume Astico e nei comuni lungo il corso del Piave. E a proposito di maltempo, l'ultima devastante mareggiata è terminata solo ieri, il litorale veneto gravemente danneggiato, tanto che il caso arriva addirittura in Parlamento. A Jesolo operatori sconfortanti, si attendono da anni interventi a difesa della spiaggia, ma cantieri ancora non se ne vedono. Basta chiacchiere, cominciamo veramente a fare. Spiaggia di Jesolo nuovamente devastata dalle mareggiate, sabbia inghiottita dal mare e arenile che si assottiglia sempre di più. Danni al litorale veneto arrivati anche in Parlamento. Il deputato milanese Emanuele Cozzolino ha depositato sul tema un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente Galletti. I problemi si concentrano sempre sulla zona Pineta dove mancano i pontili.
quindi dicono che i pontili non siano il problema, la risoluzione dei problemi, però guarda caso tutto il resto di Jesolo non ha problemi, i problemi sono solo là. Purtroppo noi, almeno noi come Jesolo Turismo, il prossimo anno, così come siamo, probabilmente non potremo neanche aprire lo stabilimento, e nello stesso stato in cui siamo noi immagino siano tutti gli altri operatori della zona Pineta. La spiaggia di Jesolo è il bene principale di Jesolo, se non abbiamo la spiaggia non andiamo da nessuna parte. Operatori all'attacco degli enti che dovrebbero intervenire dal comune alla regione fino al demanio. Si buttano via ogni anno una montagna di soldi perché non si ha il coraggio di affrontare definitivamente il problema e fare delle difese strutturali che non necessitano più poi di altri interventi. Sappiamo che c'è un progetto che dovrebbe oramai essere arrivato agli sgoccioli, essere esecutivo e che dovrebbe partire proprio dalla zona Pineta per fare dei pennelli a mare che in qualche maniera proteggano di più la spiaggia. Però il progetto che doveva partire quest'inverno ad oggi ancora non se ne sa nulla. Nel frattempo sono gli imprenditori a doversi rimboccare le maniche. Si spende veramente tanto ogni anno per buttare, nel vero senso della parola, buttare il denaro a mare. Raggiravano e derubavano anziani soli, soprattutto in provincia di Padova. 2 donne sono state arrestate con l'accusa di furti aggravati dai carabinieri di Legnaro. In quel momento è venuto a casa dal lavoro, mio figlio, e hanno sentito la macchina e le hanno messe sulla tendi. Fughe precipitose all'arrivo dei parenti, ma non sempre finiva così. Loro, 2 nomadi pregiudicate di 52 e 47 anni, si presentavano alla porta come dipendenti pubbliche incaricate di curare la salute o tutelare i diritti patrimoniali degli anziani. Poi, mentre una delle 2 si intratteneva a parlare con la vittima, l'altra si aggirava indisturbata nelle camere di casa, ripulendole di gioielli e denaro. Le donne sono state arrestate a Vicenza dai carabinieri di Legnaro al termine di una complessa attività di indagine con l'accusa di furto aggravato in abitazione, quasi sempre in provincia di Padova. Le vittime erano selezionate per tempo e avevano determinati requisiti che per le 2 pregiudicate erano favorevoli, quindi erano persone di età avanzata, sovente abitavano in abitazioni isolate da sole, quindi prima venivano fatte da parte delle 2 indagate dei sopralluoghi e poi venivano scelte le abitazioni anche tra quelle un pochino più di pregio per poter essere colpite. Il primo colpo non andato a segno a fine gennaio a Curtarolo ai danni di una pensionata ottantenne. A Mestrino sono invece accusate di furto aggravato di 1.200 euro in contanti ad un pensionato 89enne al quale si erano spacciate come impiegate della regione, quindi Granze, dove avevano suonato alla porta di un 78enne come mediche dell'ULS, Terrassa Padovana e Dolo, dove mentre una delle indagate si spacciava per dipendente dell'Inps, l'altra entrava dalla finestra rovistando in casa. Infine un ultimo colpo a Monselice. In un paio di casi erano stati affiancati da 2 pali. Invitiamo, sono state diffuse anche le immagini per tutti i cittadini, persone che abbiano subito e non abbiano avuto magari coscienza di persone di vicine di casa o anche parenti, a contattare immediatamente i carabinieri del Comando Provinciale di Padova per il proseguimento delle indagini. Restiamo nel Padovano con il corso di autodifesa per donne organizzato dal comune di Limena, che da quest'anno prevede anche lezioni al poligono. Abbiamo allora provato a capire il perché. Sentite che cosa ci hanno risposto. Cerchiamo di capire intanto come si deve fare. È un po' difficile, però seguendo gli insegnamenti degli istruttori ce la faremo. Il corso di difesa personale pensato per le donne che organizza il comune di Limena si sposta al poligono di Padova per aggiungere alle ore dedicate all'autodifesa e alle arti marziali una lezione con gli istruttori del tiro a segno nazionale. Ci sono donne che hanno denunciato il marito o il compagno violento 3, 4, 5, 6 volte e se lo trovano ancora sotto casa. Una mattinata per capire il funzionamento delle armi e la loro pericolosità, poi una lezione pratica con le pistole ad aria compressa. Il tutto metterlo in questa posizione, no successo, vedi nero con nero, non vedi niente. Questa era solo una prova, molte delle donne presenti hanno confermato che non hanno intenzione di armarsi, ma da dove viene questo senso di insicurezza?
Purtroppo nella mia città che amo, Padova, difendono i delinquenti. Se una donna, ma non solo una donna, anche un uomo dovesse girare la notte, insomma l'insicurezza o perlomeno il rischio aumenta, però qui si parla di non riuscire a girare per la città di giorno. Che sono una sportiva di natura dalla nascita, quindi io lo vedo anche come un sport e oltretutto un abbinamento alla difesa personale, visto che adesso è iniziato la malavita a essere molto maggiore sulle strade. Dal corso potrebbe anche nascere un progetto per portare la tutela delle donne nelle scuole. Mentre le ragazze fanno difesa personale e arti marziali in palestra, i ragazzi invece in classe fanno lezioni di educazione civica, dove gli si spiega che se la ragazza molla il fidanzato o se la moglie vuole divorziare non è la fine del mondo, la donna non è di proprietà. Ed ora la vicenda di Margherita Sambin Benvenu, vedova di Antonio, ucciso nel 2002 da una valvola cardiaca difettosa impiantata al Gallucci. Dopo più di 15 anni chiesta la restituzione di 100.000 euro di risarcimento. Quando è arrivato il postino, che ho visto questo, cioè non so, stavo mangiando, non basta, non è andato più giù niente. Mi sembra di essere una ladra verso lo Stato arrivare a questo punto. A questo punto qua è proprio il massimo della ingiustizia proprio, ecco, mi sono proprio sentita morire. Non ha pace da febbraio 2002 Margherita Sambin Benvenu, la morte del marito ucciso dalla valvola cardiaca Tritec che lo avrebbe dovuto salvare, l'avvio di una battaglia per chiedere giustizia. Dopo un lungo processo il Tribunale di Padova riconosce 97.000 euro di risarcimento a lei, 75.000 alla figlia Caterina. Il 1° dicembre è arrivata la lettera che non aspettava. L'Agenzia delle Entrate le chiede indietro quei soldi lievitati a 100.000 euro con gli interessi, tempo 60 giorni. Nessuna responsabilità civile, scrive in un comunicato l'azienda ospedaliera di Padova, iter corretto. Per la signora Margherita e la figlia che quei soldi li hanno spesi tra perizie, consulenti e legali, un colpo durissimo. Quando sono partita per sapere perché, e per fortuna che ho fatto anche questo, che secondo me ho anche aiutato qualcun altro, inconsapevolmente per carità, però a salvare qualcun altro anche degli rioperati. Mai avrei pensato di arrivare a questo punto, mai e poi mai. E arrivare al punto di rendermi conto che nessuno è colpevole. Volevano capire perché Antonio, col marito operato dal professor Dino Casarotto, dopo 11 giorni fosse morto così. Vogliono giustizia Margherita Sambin e la figlia Caterina, che sono state ricevute in Consiglio regionale e attendono un aiuto. Intanto sul fronte processuale le mani sono legate. Legalmente purtroppo non posso più fare niente, devo solo restituire soldi che non ho, perché in coscienza veramente li ho spesi solamente per spese legali processuali. Perché non ho fatto nessuna, ho una macchina che ha 16 anni, ho fatto solamente una vita normalissima. Non si arrende Margherita Sambin Benvenu, che ha deciso di urlare con pacatezza la sua rabbia. La figlia Caterina attende il suo cartello esattoriale. Per lei il conto alla rovescia, 60 giorni di tempo per restituire una cifra enorme è già iniziato. Continuerò sempre a dire che la legge non è uguale per tutti, non è uguale, non si sono comportati bene, secondo me, non hanno guardato bene come doveva essere questa cosa. Ed ora il crack delle popolari venete, ieri l'udienza preliminare del processo per la BPV, oggi il giorno dell'audizione in commissione d'inchiesta sulle banche a Roma, il giorno dell'ex presidente della Popolare di Vicenza Gianni Zonina, accompagnato a Roma dal suo legale. Si è detto tranquillo a chi gli chiedeva delle perdite subite da migliaia di risparmiatori a causa del crack della banca. Zonina ha risposto: purtroppo ho perso anch'io dei soldi. I rapporti con le istituzioni, ha aggiunto, sono sempre stati improntati alla massima trasparenza e disponibilità, perché questa era la filosofia del nostro CDA. Non c'è stata nessuna pressione da nessuno e in nessun modo era un'idea del CDA e del sottoscritto avviare un processo con Veneto Banca, ha continuato ancora l'ex presidente di Popolare di Vicenza. E ancora ha detto alla domanda se avesse subito pressioni da parte di
di Banca d'Italia per la fusione con l'Alto Istituto Veneto, Zonin ha confermato che l'incontro del 27 dicembre 2013 con il presidente di Veneto Banca Trinca in una mia azienda agricola del Friuli. Zonin ha ribadito la validità di quella fusione che avrebbe creato, ha detto, un grande gruppo veneto, ma non c'era la volontà dall'altra parte. L'audizione che era prevista venerdì 15 è stata spostata ad oggi proprio perché venerdì Zonin sarà all'udienza preliminare del processo che lo vede imputato. Domani sera 20:10 ospite in studio il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, diversi gli argomenti affrontati, tra cui proprio il crack delle popolari venete, ma anche la pedemontana veneta. Di Maio ha poi parlato dell'importanza dell'autonomia della regione e poi ha parlato della possibilità, della volontà di avere nel suo governo, in caso di vittoria, un ministro proprio veneto. Oggi il tema dell'autonomia per me è fondamentale, tutti i territori ma anche tutto il mondo chiede più autonomia territoriale, in Europa ci sono tante realtà che chiedono autonomia, noi al governo dialogheremo col governatore del Veneto, col governatore della Lombardia, con i sindaci e i nostri consiglieri regionali in Regione Veneto hanno già lanciato un segnale di collaborazione dicendo noi vogliamo lavorare tutti insieme a dare più autonomia ai veneti. Io credo che siano richieste legittime che vengono da una regione che vuole ottenere quanta più autonomia possibile. Vediamo le compatibilità con l'assetto costituzionale, ma in generale se un territorio chiede autonomia a me sta bene e questo vale per tutte le regioni. Poi arriviamo a Rosatellum, ovviamente a quello che può essere l'effetto del voto, perché insomma, ne discutiamo da settimane, ma pensa a un ministro veneto nel caso, vero? Ma sicuramente ci saranno ministri che avranno provenienze da tutti i territori italiani. Spero che ci sia qualche persona di questo territorio veneto, magari qualche imprenditore veneto, anche perché io ho visto in questi anni che da questo territorio vengono tante innovazioni nell'azione politica. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, tra poco. È la cronaca ad aprire questa seconda parte dell'edizione veneta dei nostri telegiornali. Incidente stradale questa mattina a Jesolo, a perdere la vita una 77enne trevigiana di Fontanelle. Era in auto con il suo cagnolino, poi all'improvviso lo schianto contro un tir. L'improvvisa sbandata all'altezza del Ponticello, di fronte all'ingrosso di Bibite dal CIN, l'auto che invade la corsia opposta proprio nell'istante in cui sopraggiunge un tir. L'impatto, la vettura che carambola contro il guardrail e finisce nel fossato. Ha perso la vita così questa mattina verso le 9 a Jesolo, in via Roma Sinistra, una 77enne di Fontanelle, Maria Littoria Falchetto. Illeso il conducente del mezzo pesante che non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Non è chiaro se l'invasione di corsia sia stata causata da una disattenzione o da un malore. Sull'asfalto segni di frenata non ce ne sono, l'impatto con il tir è stato violentissimo e malgrado l'auto della pensionata non fosse una piccola utilitaria ma un SUV, per lei non c'è stato scampo. A bordo, insieme alla 77enne, un cagnolino ritrovato ancora vivo. La donna fin da subito è risultata priva di sensi, i paramedici del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarla ma invano. Sarà la procura ora ad accertare eventuali responsabilità, anche se la dinamica del sinistro appare chiara. La 77enne, vedova da alcuni anni, abitava a Lutrano in via Costariol ed era attiva nell'associazione La Fonte. Lascia i figli che vivono in Francia e un fratello che abita a Ormelle. Restiamo nel Trevigiano. Cairano San Marco si è fermata nel pomeriggio per i funerali della ventenne Federica Brollo, morta in un tragico incidente all'alba di sabato ad Altivone. Mamma Claudia poggia con delicatezza sulla bara il costume. Inizia così, con questo gesto d'amore per ricordare la sua enorme passione per il nuoto, l'addio a Federica Brollo. 20 anni e un sorriso spento dal terribile incidente di Altivole. A Cairano la comunità si ferma e poco dopo anche le compagne del Monte Belluna Nuoto omaggiano il feretro con una sciarpa firmata da tutte loro. Poi l'entrata in chiesa ed accanto a papà Adriano, mamma Claudia e la sorella Francesca c'è anche lui, Francesco Ziglio, il fidanzato di Federica, che era con lei nell'auto in quegli istanti terribili. Sull'altare il parroco legge una lettera scritta proprio dal ragazzo, distrutto dal dolore e dal rimorso di aver causato la tragedia, inconsapevolmente. Caro amore mio, scrive, non ho parole per descrivere il dolore e il vuoto che hai lasciato dentro di me. E continua ricordandola con lancinanti parole.
Il giovane sa di essere sulla bocca di tutti in questi giorni e lo sa anche la comunità intera. In questi giorni abbiamo ascoltato e letto un sacco di parole, tante parole belle che ci hanno fatto gioire, ma anche tante parole che hanno fatto e fanno male. Andare avanti è il monito, andare avanti rispettando la vita nel nome di quella gioia che Federica esprimeva, gioia e generosità. Il suo ultimo regalo, la donazione degli organi, per scelta dei genitori. La vita ve l'ha donata e voi ora l'avete in qualche modo ridonata. Poi è davvero addio, per sempre, alla dolce, unica, sfortunata Federica. E adesso il programma del Capodanno tra Mestre e Venezia, con i fuochi d'artificio in bacino, il concerto di Capodanno alla Fenice e la musica italiana in piazza Ferretto con Luisa Corna e musei aperti, divieto di botti e bottiglie di vetro. Capodanno diffuso tra Mestre, Venezia e Lido, tra fuochi d'artificio, musica dal vivo e l'immancabile bagno in mare del nuovo anno dalla spiaggia del lungomare Marconi. Il 31 dicembre a Mestre tutti in piazza Ferretto con musica italiana, madrina della serata Luisa Corra. Si stima una presenza di qualche decina di migliaia di persone. L'anno scorso abbiamo avuto circa 15.000 in terraferma e 60-70.000 in laguna, quindi abbiamo cercato con un lavoro di squadra importante di accontentare un po' tutti e far passare un Capodanno felice alle persone che vorranno venire nella nostra città e ai residenti. Saranno notti e giornate di grande incanto, con musei aperti anche a Natale. Capodanno è il primo dell'anno e con il palinsesto natalizio della Fenice, che con il concerto di Capodanno continuerà dal 3 al 10 gennaio con in scena La Traviata di Giuseppe Verdi, un'offerta culturale e ricreativa anche con piste di pattinaggio e luminarie di grande rispetto al pari dei suoi costi. Ammonta a circa 600.000 euro complessivamente su tutto il territorio della città di Venezia, e che peraltro è coperto per più del 50% dagli sponsor a vario titolo, di vario tipo. Per quanto, se vogliamo enucleare il Capodanno, anzi i Capodanni, perché a Venezia noi facciamo più manifestazioni, Mestre, Venezia e anche il giorno dopo al Lido di Venezia, possiamo dire che il costo, il budget è di circa 140.000 euro. A Padova, assemblea a porte aperte di Confservizi Veneto per fare il punto sullo stato di salute delle aziende e presentare alcune novità. Le aziende di Confservizi Veneto erogano servizi a 4 milioni di abitanti, tutti gli abitanti del Veneto, perché 24 ore su 24, 365 giorni all'anno i servizi vengono erogati in ogni abitazione di ogni cittadino del Veneto. Servizi idrici, igiene ambientale, trasporto pubblico, fornitura gas. A Padova la 45esima Assemblea Generale di Confservizi Veneti ha fatto il punto sullo stato di salute e le prospettive future delle imprese di servizi di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato. Un universo in evoluzione e in salute. Dagli anni 90 realtà piccole, locali e frazionate si sono evolute in aziende di grandi dimensioni, con un fatturato complessivo cresciuto più del 30% negli ultimi 10 anni, che oggi supera i 3.400 milioni di euro. Ormai è chiaro che le società di servizio pubblico che necessitano di investimenti corposi non possono più contare su finanza pubblica, quindi devono ricavare queste risorse o dal loro business o dal mercato, quindi con la quotazione. L'assemblea è stata anche occasione per presentare 2 nuove applicazioni: Geo.works, che consente di dirigere in modo integrato l'istruttoria tecnica e le procedure amministrative legate alla gestione del suolo pubblico, e da A a B, per la prima volta in Italia un unico portale permette di pianificare un viaggio con diversi mezzi di trasporto pubblico, dagli autobus al tram ai vaporetti, e con l'acquisto di un unico biglietto. Funziona già in tutto il mondo, in tutto proprio il pianeta, e permette di fare percorsi multi-azienda, quindi agganciare 2 o 3 aziende di trasporto. Credo che faremo un grande servizio a tutta la collettività, ma anche al grande turismo, perché questa applicazione ci permetterà di mappare la movimentazione delle persone nel territorio veneto. È tutto, vi lascio alle previsioni del meteo, grazie per l'attenzione, buona serata.
prevalenza buono sulle nostre regioni, tuttavia con qualche fenomeno a carattere sparso. Scopriamo dove nel dettaglio del 14 dicembre. Sul Veneto il tempo sarà spesso nebbioso, specialmente sulla pianura, anche coperto sul veneziano, sul trevigiano e sul bellunese meridionale. Più sole invece sul versante veronese. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori notturni tra 2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto su tutta la regione con precipitazioni generalmente deboli e comunque concentrate sul Goriziano e sul Triestino. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori notturni sui 4-5 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui invece sarà una bella giornata soleggiata con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, salvo locali e innocui addensamenti. Concludiamo con uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra 2 e 9 gradi, valori notturni sotto zero a Bolzano, di poco sopra lo zero a Trento. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.